Ben ritrovati con a voi la linea, il contenitore, gli approfondimenti da tutta la regione Friuli Venezia Giulia. La notte di Natale non è stata per tutti magica, non l'è stata sicuramente per i migranti presenti sul nostro territorio che l'hanno dovuta trascorrere all'addiaccio. Da giorni ormai profughi afghani e indiani si ritrovano nei pressi della stazione di Gorizia. Ci sono anche dei bambini a portare loro viveri coperte, alcuni volontari. Vi proponiamo il nostro reportage realizzato proprio la notte di Natale. Sono le 22:30 della notte di Natale e in stazione a Gorizia non c'è ormai quasi nessun pendolare. Ci sono però loro, una ventina di migranti, quasi tutti di nazionalità afghana a parte 3 indiani. Passeranno le ore notturne qui, in attesa dell'alba. Non potranno però dormire all'interno della stazione, che di notte chiude i battenti. Dovranno sistemarsi al suo esterno, nonostante il freddo. Gli afghani dicono di avere tutti tra i 14 e i 20 anni e i loro visi sembrerebbero confermarlo. Uno di loro, il più giovane, ha delle evidenti piaghe ai piedi. Un ragazzo parla inglese, dice di avere 19 anni, quasi 20. Racconta di essere scappato dalla sua casa in Afghanistan perché i talebani gli hanno ucciso il fratello e lui aveva paura di fare la stessa fine. Sono quasi 2 mesi che cammina. Il suo obiettivo è raggiungere la Francia, dove vive la sorella. È la notte di Natale, ma tutte le notti in stazione a Gorizia sono così da ottobre. A volte arrivano anche famiglie intere alla ricerca di un futuro migliore. A dare loro conforto, cibo e indumenti caldi ogni sera è un gruppo di una decina di volontari. Tra loro c'è anche Manzoor, un ragazzo pakistano che vive a Gorizia da 8 anni e fa l'interprete. Qual è il tuo compito? Come cerchi di dare una mano? Allora, io prima che sono un mediatore di qua di Gorizia, di una struttura, di un'accoglienza, il mio obiettivo è aiutare questa gente in senso più che della lingua che parlo, di Pashto, Urdu, inglese, italiano, un po' di Dari. Per quello io sto venendo ogni sera a dare una mano ai volontariati che cosa hanno bisogno questi ragazzi qua che vengono, diciamo, fare la notte come transito e il giorno dopo che partono. Ci sono delle storie di grande sofferenza che ti raccontano, quali sono le principali, quelle che ti hanno colpito di più? Eh sì, allora a noi proprio un po' di settimane fa che faceva tanto freddo qui a stazione, che c'era un gruppetto di indiani, c'erano qui 3 persone, addirittura non avevano le scarpe, hanno camminato senza scarpe, senza calzini, che avevano proprio i piedi freddi, bagnati, e abbiamo cercato di dare un po' di calzini puliti, un po' di scarpe recuperati, abbiamo cercato di dare per tenere caldo queste 3 persone. Quando si sono arrivati sono sporchi di vestiti perché sono addormentati anche in mezzo ai boschi e proprio diciamo di fame che vogliono avere mangiare qualsiasi roba che noi le diamo si mangiano perché hanno tanta voglia di mangiare qualcosa. Quali sono le richieste anche che vi vengono fatte? Noi siamo due gruppi fondamentalmente di volontari. Un gruppo fa un servizio in centro città con le persone che dormono al dormitorio, sono quelle persone che hanno fatto richiesta, che stanno aspettando appuntamento con la polizia di frontiera e vengono ospitate dalla Caritas. A loro gli viene dato qualcosa di caldo prima di rientrare al dormitorio e se hanno bisogno di vestiti, di ricambi, queste cose qui. Qui la situazione alla stazione è ogni giorno una situazione diversa. Abbiamo avuto anche 40 persone in nella stessa sera. Ci sono anche molte volte persone, donne con bambini piccoli. E qualche settimana fa c'è una famiglia afghana con 2 bambine di soli 3 mesi. E in quel caso lì fortunatamente riusciamo a metterli al coperto, altrimenti tutto quello che possiamo fare è dargli delle coperte, qualcosa di caldo per passare la notte all'esterno della stazione. E quindi non rimangono altro che le panchine qui davanti dove ci sono le pensiline degli autobus e quello è l'unico riparo che possono avere, quindi con le temperature basse. Ecco, è la notte di Natale, ma per voi volontari è una notte come tutte le altre. Esatto, è una notte come tutte le altre, come sarà probabilmente anche il 31 dicembre, insomma. Siamo qui, non siamo un'associazione costituita, siamo qua giusto per dare un gesto di umanità a queste persone che arrivano dalla rotta balcanica e passano da qui per poi proseguire il loro viaggio, quindi non vogliono fermarsi a Gorizia, probabilmente non vogliono fermarsi neanche in Italia e quindi sono qui solo in transito. Arrivano persone
non solo d'Afghanistan e Pakistan come uno potrebbe immaginarsi o potrebbe pensare, sono arrivati anche nepalesi, arrivano molte persone dall'Africa, soprattutto dal Burundi, ma sono arrivate anche dalla Guinea, ceceni sono arrivati da Cuba, indiani. Qual è la risposta dei goriziani? Allora, diciamo che quando abbiamo fatto gli appelli per materiali la risposta c'è. E a livello di volontariato non, non ci sono proprio tutte queste persone, ecco, insomma siamo un gruppetto piccolo che, anche perché onestamente è un tipo di servizio anche abbastanza insomma, pesante, perché inizia alle 10, 10 e mezza di sera, poi dipende no, appunto dal tipo di persone che ci sono. Qualche volta siamo andati a casa all'una e mezza di notte, se poi la mattina dopo devi andare al lavoro, insomma diventa pesante, ci sono magari persone anche non proprio giovanissime, ecco, e non se la sentono di venire a fare il turno qui e loro fanno il turno, quello della cena, diciamo. È mezzanotte e 20 e i profughi devono lasciare la stazione. I volontari distribuiscono loro coperte per trascorrere il più caldo possibile la notte all'addiaccio in una delle panchine nei pressi appunto della stazione. Questa dunque è la storia che ci arriva direttamente da Gorizia, il reportage della notte di Natale che come vedete ha visto i volontari lavorare come ogni altra sera per portare aiuto ed assistenza ai migranti. Questo pomeriggio la torcia olimpica di Eyof arriverà a Sappada, che sarà sede di tutte le gare dello sci di fondo del Festival Europeo della Gioventù, ovvero gli Eyof. Ci colleghiamo in diretta con Francesca Spangaro per scoprire come la località turistica montana attende questo importante appuntamento. A te Francesca. Buongiorno, buongiorno da Sappada in una delle poche giornate di vero sole di questi giorni, ma ne approfittiamo appunto intanto per vedere lo spettacolo comunque innevato, anche se si aspetta chiaramente più neve, in mezzo proprio nel periodo clou di queste vacanze natalizie. Saluto e ringrazio Monica Bertarelli perché con lei vogliamo capire insomma come sta andando questa stagione. Grazie a voi, sta andando bene, per fortuna, perché insomma si sapeva quali fossero le premesse, no? I disagi e le preoccupazioni soprattutto degli operatori turistici. Quindi siamo riusciti a superare queste preoccupazioni, le prenotazioni sono state tante, ci hanno subito rincuorati, il tempo è stato anche piuttosto clemente, quindi la neve che è scesa, poi le temperature che si sono miracolosamente abbassate tutto d'un colpo hanno consentito anche di sparare la neve artificiale, quindi le condizioni sono eccellenti da tutti i punti di vista, soprattutto in termini di presenza di turisti. Ci spostiamo leggermente solo per inquadrare anche la pista di fondo alle nostre spalle, questo perché mi collego a uno degli eventi che poi parliamo anche degli altri che avete in programma per questi giorni, visto che c'è la fine d'anno, perché appunto questa è la pista di fondo che ospiterà Eyof e Eyof vivrà oggi il suo momento diciamo clou, il suo momento ufficiale, da qui in poi è ufficialmente conto alla rovescia. Cosa accadrà alle 17:30? Alle 17:30 di oggi ci sarà una grande festa doppiamente emozionante per la nostra località. Uno perché anticipa questo evento voluto dalla Regione, organizzato dalla Regione, in programma dal 21 al 28 gennaio del 2023 e poi perché ad accendere quindi la torcia olimpica ma anche il tripode sarà un atleta sappadino, Mattia Pillerofer, che lo scorso anno è arrivato secondo, ha vinto la medaglia d'argento alla scorsa edizione degli Eyof. Quindi tutti i nostri ospiti sono chiamati a partecipare a questa festa che è l'inizio delle celebrazioni e di una gara dello sport dove trionfano i valori dell'amicizia, ma anche appunto dello sport legato ai giovani che sappiamo avere un sapore particolare. Una bella sfida anche dal punto di vista dell'ospitalità, insomma, perché arriveranno 400 atleti da 47 paesi. Eh sì, 400 atleti, poi tutti gli accompagnatori, per fortuna siamo a regime, giusti, non avanzerà una camera, però siamo riusciti, grazie al nostro ufficio, grazie a Marianna, grazie ai collaboratori del Comitato Eyof, a incasellare ogni situazione al posto giusto perfettamente. Questo ci rincuora perché, insomma, riesce a far sì che la festa possa svolgersi nel migliore dei modi.
Torniamo a parlare di questi giorni e anche di opportunità per chi appunto vuole venire a godersi Sappada, vuole venire a godersi gli ultimi giorni dell'anno. Che eventi avete in programma, cosa accadrà, che fine d'anno sarà? Sarà un fine d'anno di festa sia per gli appassionati di sport che possono praticare al di là dello sci anche tante attività outdoor, a partire dal trekking, appunto dalla possibilità di uscire con le ciaspole, ma anche in totale relax, godersi il nostro panorama, per esempio uscire con la slitta trainata dai cavalli, molto suggestiva, molto romantica, oppure raggiungere i rifugi e fare delle vere e proprie degustazioni con prodotti locali a chilometri zero, come quella al rifugio Monteferro, e poi la visita della Sappada Vecchia che incanta sempre tutti i nostri ospiti, oppure partecipare alle attività di animazione come per esempio i concerti che sono stati organizzati e saranno tenuti dalla nostra banda, dal coro Sorgenti del Piave. Poi ci sarà uno spettacolo itinerante teatrale, il nuovo spettacolo del Natale di Anatema Teatro, il 29 sempre lungo la Sappada Vecchia, quindi anche molto suggestivo il contesto in cui si svolge, e poi l'ultimo dell'anno ovviamente come sempre, come di rito, la fiaccolata dei maestri di sci e poi i fuochi d'artificio. E per il periodo per gennaio cosa ci aspettiamo? Tempo fa avevamo parlato con Silvio Fauna e diceva ci aspettiamo uno degli inverni davvero più pieni di sempre per quanto riguarda Sappada. È così? Effettivamente sì, ci siamo strutturati in modo tale da consentire agli ospiti di raggiungerci nei periodi che vengono considerati tra virgolette di bassa stagione con prezzi strepitosi, quasi improbabili direi, quindi dopo le festività natalizie una settimana con queste proposte in cui i bambini sotto i 7 anni sciano, partecipano alle lezioni di sci, hanno il materiale a noleggio, lo ski pass e il trattamento di mezza pensione a 25 euro al giorno, praticamente nulla, tutto compreso. Poi arrivano gli EIOF, poi ci saranno altre 2 settimane di promozione così molto spinta e poi il carnevale, quindi la stagione sarà fatta. Sarà fatta, ma è tutta da vivere, allora qui a Sappada con tantissime possibilità, perché è vero che appunto ci troviamo la pista di fondo che è uno dei fiori all'occhiello, ma tantissime sono le possibilità dal punto di vista anche degli impianti di risalita, è tutto operativo. Insomma. È tutto operativo, poi abbiamo la garanzia e la sicurezza delle piste grazie a Promoturismo FVG, perché sappiamo che per l'ente la priorità è anche la sicurezza, e poi la bellezza delle piste con i nostri operatori sappadini che sono davvero straordinari e ricevono quotidianamente anche in questi giorni i complimenti per come tengono le piste. E allora buon lavoro, buone feste a voi a Sappada, grazie mille per averci raccontato e portato un po' in questa atmosfera festiva e fatata, perché è questo che si respira a Sappada. Eh sì, grazie a voi e grazie ai nostri ospiti, perché è merito loro che appunto la nostra località prende vita e si anima e riesce a dare il meglio di sé. Approfitto solo per un'ultima curiosità, in questo periodo più italiani, più stranieri, Più italiani ma più stranieri rispetto al solito. Ah, ok. Sì, Quindi e c'è questo ci rincuora ancora di più. novità. Perfetto. Grazie allora ancora Monica Bertarelli, restituiamo la linea allo studio. Da Sappada è tutto. Grazie dunque a Francesca e grazie alla collega Monica Bertarelli. Ci fermiamo adesso per un brevissimo break pubblicitario, ci rivedremo tra qualche istante per la seconda parte. Di a voi la linea. Seconda parte di A voi la linea, passato il Natale Santo Stefano si comincia già a ragionare per l'ultima notte di questo 2022 tra divertimenti e soprattutto tra iniziative. A Udine per la prima volta dopo tanti anni la notte del 31 non si festeggerà in piazza Primo Maggio e non ci saranno nemmeno i fuochi silenziati. Il comune risparmia così 30.000 euro che si aggiungono ad altre piccole rinunce come ad esempio la pista di pattinaggio su ghiaccio per arrivare ad un importo complessivo di 100.000 euro. La festa si concentrerà tutta in Piazza Libertà. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in Piazza Libertà dove per la prima volta dopo tanti anni si festeggerà il Capodanno. Ricordiamo le serate in Piazza Primo Maggio con tanto di fuochi, con tanto di concerti, concertini. Ebbene quest'anno fuochi non ci saranno. Con noi l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz. Intanto diciamo lì sotto, praticamente sotto la loggia del Leonello, sarà a posto, ci saranno i DJ, avete pensato a questa location?
Sì, quest'anno abbiamo scelto una location particolare, bellissima dico io, perché siamo alla loggia del Lionello e quest'anno il Capodanno verrà festeggiato qua, infatti si chiamerà Capodanno alla loggia con un DJ set di Radio Gioconda e quindi con la possibilità per tantissimi cittadini udinesi, piuttosto che ai turisti, di poter festeggiare con la miglior musica il 2023 in una location prestigiosa come questo. Qua siamo in Piazza Libertà, per cui c'è questa splendida stella qua di 10 metri che illuminerà la piazza e illuminerà anche la notte di Capodanno per tutti gli udinesi. Ma la decisione è caduta sulla loggia del Lionello perché in Piazza Primo Maggio appunto avete pensato basta fuochi, ma per diversi motivi. Beh, quest'anno è stato comunque un Capodanno e tutti i festeggiamenti relativi al Natale un po' all'insegna dell'economia legato anche al momento particolare che stiamo vivendo, per cui abbiamo tagliato circa 100.000 euro per quanto riguarda illuminazioni, piste di patinaggio e anche i fuochi d'artificio, perché comunque noi volevamo mantenere il discorso dei fuochi d'artificio a bassa emissione acustica, il che vuol dire che non sono particolarmente spettacolari, e quindi la spettacolarità quest'anno sarà proprio questa location qua prestigiosa, bellissima, e questa stella di Natale magnifica e animata, come dicevo, da musica, quindi all'insegna del risparmio, ma senz'altro uno spettacolo unico e spero che diventi anche una tradizione, perché comunque parliamo della piazza più prestigiosa della città di Udine. Ecco, ritorniamo a parlare di risparmio. I fuochi in Piazza Primo Maggio costavano così, cioè silenziati per non disturbare gli animali, cioè 30.000 euro sarebbero, avreste speso 30.000 euro? Più o meno il budget che l'anno scorso è stato investito era questo, perché che siano silenziati o meno comunque hanno un loro costo, solo che naturalmente il fatto di non poter essere proiettati in altezza per 150 metri riduce la spettacolarità, no? Però siccome noi abbiamo una grande attenzione anche ai nostri amici animali, dall'inizio questa amministrazione qua ha deciso di non fare fuochi che possano creare fastidio e disagio agli animali e alle persone che si prendono cura di loro, e per cui quest'anno abbiamo deciso anche, dovendo anche razionalizzare, di eliminare direttamente i fuochi e di fare qualcosa invece nel cuore della città di Udine, perché qua abbiamo poi tutta via Mercato Vecchio, Piazza San Giacomo, quindi siamo nel cuore della città e penso che la cosa verrà anche apprezzata. Quindi ringraziamo l'assessore Maurizio Franza. L'appuntamento per i festeggiamenti di Capodanno è per le 21:30, a partire dalle 21:30 di sabato 31 dicembre, proprio qui alla loggia del Lionello. A voi studio. Grazie a Isabella Gregorato. E ora vi riproponiamo la storia di Rebecca, la cosiddetta bimba farfalla di Gorizia, che assieme ai suoi genitori si sta battendo per una cura per tutti quanti soffrono di questa patologia, cura che è appesa al destino di un'azienda in liquidazione. Ecco il racconto che abbiamo proposto nell'ultima puntata della nostra trasmissione Elettroshock. Ed ora la storia di Rebecca, una bambina di 9 anni che vive con la famiglia a Gorizia. Soffre di una sindrome rara, quella che è conosciuta come la malattia dei bambini farfalla. La speranza di guarigione per lei, come per tanti altri bambini, è legata ad una cura e in particolare agli studi di un'azienda di Modena che è in liquidazione e che rischia pertanto di chiudere i battenti. Ecco allora che la battaglia di Rebecca, della sua mamma e del suo papà, diventa una battaglia per tutti gli altri bimbi con le rispettive famiglie che si trovano in queste condizioni. Siamo qui con Simona e Alessandro, i genitori di Rebecca, la bambina di Gorizia che da tanti anni soffre di questa sindrome che si chiama epidermolisi bollosa. I genitori e la stessa Rebecca stanno combattendo una battaglia da tempo per far sì che l'azienda che in questi anni ha trovato
dato, sta cercando una soluzione, una cura per questa sindrome, possa continuare a lavorare. L'azienda è in questo momento in difficoltà, ma c'è una speranza, una possibile speranza all'orizzonte. Raccontiamo però la storia dall'inizio. Ecco, chiedo a Simona come avete scoperto questo problema e qual è la vostra vita quotidiana, appunto seguendo Rebecca in tutta questa vicenda. Allora, Rebecca è nata il 30 dicembre del 2013, alla nascita noi non sapevamo cosa avesse, è nata che mancava della pelle in alcune parti del corpo, soprattutto negli arti, è stata subito riconosciuta la patologia perché in ospedale c'era un medico che l'ha riconosciuta pur essendo molto rara. Nei primi mesi di vita è stata curata in terapia intensiva al Burlo a Trieste, dove siamo seguiti per le cose quotidiane, mentre per tutto ciò che è molto più specifico siamo seguiti nei vari centri in Italia. Negli ultimi anni siamo seguiti appunto a Modena, dove si stanno specializzando sempre di più con un'equipe molto completa. E i primi mesi sono stati molto difficili nel capire come medicare, dove medicare, che creme usare, che ferite ci sono. Però poi abbiamo preso mano e diciamo che è diventato parte della nostra vita quotidiana, nostra, della famiglia e di tutti coloro che si prendono cura di Rebecca. Nella quotidianità dobbiamo stare attenti a urti, cadute, ferite che si formano, bolle che emergono, la sua pelle è molto molto delicata e quindi anche un piccolo urto a volte la può lacerare. Ci sono ferite che fin da poco dopo la nascita non si sono mai richiuse, sono medicate quotidianamente con a volte anche ore di medicazioni giornaliere, a volte più, a volte meno, e dobbiamo stare un po' attenti a tutto, infezioni, a tutto insomma. Nonostante ciò, Rebecca conduce una vita normale, studia, suona, ama gli animali, ama i cavalli, canti. Anche canto io, faccio la musicista e anche conosco un gruppo musicale che siamo diventati amici. Come si chiama il gruppo musicale? Itazienda, sono un gruppo musicale sardo. E a te che musica piace esattamente? Dipende da giornate. Dipende tanto da giornate. È vero che suoni la batteria anche? Sì. Quindi ecco una quotidianità che nonostante insomma la necessità appunto di dover far fronte a questo problema è quella di tutti gli altri bambini. Sì, abbiamo sempre improntato tutto sulla normalità, sul fare tutto come se la malattia ci fosse marginalmente. Quindi lei ha voluto fare cavallo, abbiamo provato a fare cavallo ed è andato tutto bene. E ha voluto fare batteria, canto e poi il tempo è finito. Perché di fatto la settimana comunque ha 7 giorni, però lei è molto contenta. Nel tempo libero, quando può, va a casa delle amiche. Cerchiamo di fare tutto nella più normalità possibile, per lei e per noi. Ecco, le tue amiche, i tuoi amici combattono con te questa battaglia, no? Sì, c'è la mia migliore amica Lea che mi sostiene da quando ero in asilo, che gli ho insegnato a parlare in italiano perché lei è di un'altra lingua e siamo diventate le migliori amiche. Ecco, quindi c'è anche l'aiuto di tutti gli amici, della famiglia e c'è, chiedo al papà Alessandro, una speranza possibile all'orizzonte perché appunto la vostra battaglia che state conducendo sui social, anche avendo così l'apporto di tante persone, è quella di poter un giorno poter contare ancora sulla terapia e sul lavoro che sta facendo Holostem. Ecco, qual è la vostra speranza? Intanto sicuramente Holostem è fondamentalmente l'unica nostra speranza che abbiamo perché è un gruppo di studiosi qua in Italia, intanto che anche questo è molto importante sottolinearlo, famosi in tutto il mondo e dove hanno raggiunto dei livelli di studio di questa malattia molto, molto elevati, no? E sarebbe appunto un peccato che
i risultati ottenuti fino adesso andassero gettati nel vero senso della parola, no? Questo gruppo qua anni fa ha fatto anche proprio un trapianto di pelle, ad esempio, ad un bambino, ad Hassan, che si chiama questo bambino, dove poi è stato fatto anche un libro e tutta l'operazione in sé è andata a buon fine. Anche per Rebecca, ovviamente, e per tutti gli altri, per tutte le altre persone affette da questa malattia, nutrono una speranza incredibile per questo centro, no? Proprio per migliorare il più possibile la propria vita, sia dei pazienti stessi, ma anche dei parenti e degli amici che ruotano intorno a queste persone, appunto, che hanno questo problema. Nei giorni scorsi siete stati proprio anche a Modena a supportare questa battaglia. Sì, assolutamente. Oltre ad andare a fare visite lì, siamo stati anche 2 fine settimane consecutivi lì a Modena, dove siamo stati intervistati anche da altre emittenti e testate giornalistiche, assieme ad un gruppo di altri ragazzi affetti da epidermolisi bullosa anche loro, e di conseguenza cerchiamo di essere il più attivi possibile, di far conoscere anche a più persone possibili questa malattia, per appunto sensibilizzare, e sperando che facendo questo anche questo centro non venga poi chiuso, insomma, e appunto per continuare la speranza per tutti. Ci sono state delle esperienze, un'esperienza soprattutto che dà speranza, un'esperienza positiva successa ad un altro bambino con una situazione simile a Rebecca ma leggermente diversa, ecco, è su quella strada lì che chiedete di poter continuare. Esatto, qualche anno fa è stata fatta una sperimentazione appunto a Modena con questa terapia genica su un bambino con una forma lievemente diversa da quella di Rebecca, con una forma giunzionale, dove appunto è stata applicata la pelle e a quanto pare a distanza di anni il risultato è rimasto ottimale. Assolutamente. Ecco, noi prima parlavamo del fatto che Rebecca ha dei problemi, insomma, nella quotidianità, anche a volte per mangiare e bere, dovuti a questo problema. Assolutamente, la malattia in questo caso non si manifesta solo a livello cutaneo e visivo, ma anche a livello di mucose interne. Infatti molto spesso capita che abbia delle bolle a livello della gola e che quindi le impediscano di alimentarsi come deve, difficoltà a bere anche un bicchiere d'acqua o un bicchiere di latte, perché appunto la bolla gonfiandosi va ad ostruire la gola e in molti... Come? Esatto, e lei la sente anche che si muove, quindi sente comunque un'ostruzione, quando esplode sente comunque un bruciore, quindi ci sono stati anche dei giorni in cui non è riuscita a mangiare, abbiamo dovuto fare delle terapie cortisoniche per sfiammare, e ci sono pazienti anche che manifestano proprio problematiche a livello di esofago, con restringimenti dell'esofago e continue operazioni per poterlo allargare e appunto per poter alimentarsi. Per sensibilizzare sull'argomento avete anche creato una pagina social molto seguita che si chiama Rebecca's Life. Esatto, sì, abbiamo preso questa decisione qualche settimana fa, appunto per far conoscere un po' la sua vita, ma che è anche la vita di tutti gli altri bambini con la stessa patologia. E appunto per sensibilizzare le persone che non conoscono questa malattia, perché è molto poco conosciuta essendo così rara, e per appunto farla conoscere, perché più persone la conoscono, più persone poi non pongono la domanda per strada di cosa ha vostra figlia, perché ormai si sa già, e più è conosciuta, più è seguita e più c'è la possibilità appunto di arrivare allo scopo che hanno tutti, trovare una cura. E trovare la cura quindi è l'obiettivo principale. La storia di Rebecca, questa bimba farfalla che sta combattendo una battaglia molto dura e importante, speriamo che si possa concludere nel miglior modo possibile. Era questo il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione, la seconda parte di A Voi la Linea termina qui, ci rivedremo con nuovi appuntamenti informativi.